La musica, il canto, certamente una, possiamo dire, delle espressioni più alte e più belle dell'intelligenza e anche, possiamo dire, delle capacità dell'uomo di esprimere il mistero della vita, di esprimere i grandi doni che il Signore ci ha fatto. E abbiamo la gioia questa sera di poter vivere un momento certamente significativo, qual è quello della presentazione di questo oratorio di Joseph Haydn, La creazione. Il tema del creato credo che abbia una particolare attualità in questo nostro tempo, non so se i tempi di Haydn fossero lo stesso. E ben ritrovati. Non mi dilungo oltre nei ringraziamenti, se non aggiungendo un grazie al parroco e alla parrocchia che nuovamente ci ospitano. Ormai da 2 anni abbiamo voluto, insieme alla Fondazione Orchestra di Padova, istituire nei 2 momenti più significativi dell'anno, quindi quello dell'Avvento e del Natale, quello poi della Quaresima e della Pasqua, 2 appuntamenti con dei concerti a tema. E quindi questa sera ascoltiamo, appunto, come diceva il parroco, il tema della resurrezione, con un oratorio forse tra quelli anche meno eseguiti. Purtroppo questo repertorio in Italia trova poca frequentazione, quindi è un motivo anche per noi di desiderio continuare su questo percorso nel poter proporre al nostro pubblico, così come stiamo facendo nella stagione lirica, non solo i grandi titoli classici e di biglietteria, chiamiamolo così, ma anche dei capolavori, dei capisaldi della letteratura che meritano di essere valorizzati.